Le piogge monsoniche delle scorse ore, oltre al tracimare dei canali e agli allagamenti di cantine e garage, hanno portato con sé anche un'ondata di polemiche. Il Veneto orientale, ancora una volta colpito duramente, si interroga sulle cause. La Regione Veneto chiede lo stato di calamità naturale per un Veneto che fa acqua un po' ovunque e attraverso il suo presidente Luca Zaia attacca il governo. La Regione passa da un bilancio disponibile di 480 milioni di euro del 2010 ad oggi 79 milioni di euro per tutte le attività della Regione. Noi non ci fermiamo, abbiamo messo in piedi una serie di cantieri, sono ormai 925 i cantieri del 2010 e continueremo. Ovviamente continuiamo anche a chiedere i 2 miliardi al governo. Dalle responsabilità romane i botta e risposta locali a distanza tra il sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello e il direttore generale dell'USL 10 Carlo Bramezza. Via comunicato l'USL stigmatizza l'azione del comune nelle ore degli allagamenti, giudicata inadeguata rispetto alle necessità delle strutture sanitarie interessate, e il primo cittadino ribatte. Forse è bene che il direttore Bramezza si occupi della sanità, che c'è tanto da fare, e lasci che si occupino di questi aspetti a chi invece lo fa per mestiere e eviti di fare fughe in avanti e di dire sciocchezze. Nel mirino delle polemiche che il Centro per i disturbi del comportamento alimentare e del peso, che a causa dell'allagamento è totalmente inagibile. Ieri avevamo più di mezzo metro d'acqua e fango e gasolio e adesso stiamo portando via tutto. Credo, come potrete vedere dentro, che non ci sia nulla degli arredi da salvare. Acqua ovunque, fango, letti e armadi da buttare, muri danneggiati, pavimenti da rifare. I danni stimati dall'USL sono di almeno 200.000 euro e l'edificio inagibile per i prossimi 3 mesi. Rimane un rammarico. Certo è che comunque abbiamo fatto tutto noi, questo di sicuro. Siamo andati a prenderci dei sacchetti di sabbia, ne abbiamo avuto in dotazione una dozzina che sono lì davanti, però il resto qua è stato inarginabile. Forse si poteva fare di più e più in fretta, l'unica certezza è si deve trovare un nuovo locale, mentre dal centro viene lanciato un appello. Noi avremo bisogno anche di cose materiali, se qualcuno ci regala stanze, arredi, cose, ci fa sicuramente una cortesia.